Giuseppe Meloni, scontro al vertice a Sorso, vincete 2-0, lo zampino lo metti nel finale proprio al triplice fischio dopo un rigore parato da Secchi, una bella gara da parte vostra perché il Sorso comunque ha spinto, però voi avete dimostrato di far valere tutta l'esperienza, di essere appunto la squadra leader. È stata una partita combattutissima. Oggi in campo si sono affrontate le due squadre più forti del campionato, c'è poco da fare. È stata decisa da un paio di episodi, forse perché siamo stati più cattivi e più vogliosi nel cercarli. Dopo un inizio un po' così, dove il Sorso ha spinto un po' molto i primi 10 minuti, abbiamo iniziato a macinare il gioco, a creare occasioni. C'è stata una grande parata di Secchi al primo tempo. Comunque è una partita, ripeto, combattuta da entrambe le parti. Il gol nel finale quasi non è da contare, nel senso che loro ormai siamo buttati un po' tutti avanti. Naturalmente vanno sempre fatti, la partita è sempre meglio chiuderla, quindi sono davvero felice così. Anche perché dovevi riscattare quello che possiamo definire non un errore, perché c'è tanto magari di bravura di Secchi, perché l'ha toccata facendola sbattere nel palo. Ho tirato un rigore che secondo me era buono, ne sono sbagliati altri dove sono stati calciati molto peggio. È stato bravo a toccarmela con la punta delle dita, a deviarla nel palo interno e non si sa come non sia entrata neanche colpendo il palo. Onore anche ai portieri ogni tanto, non sono solo gli attaccanti che si sbagliano i gol. E purtroppo i rigori li sbaglia solo chi li tira. Onore poi a Marco Nieddu perché nel secondo rigore è stato freddissimo. Assolutamente sì, quando abbiamo iniziato il secondo tempo, anche se rigorista magari potevo essere io ho detto che se ci fosse stato un altro rigore lo doveva tirare lui, perché comunque partiamo dal presupposto che è un gran rigorista e soprattutto se lo merita per la stagione che sta facendo. Cosa significa questa vittoria sul campo del Sorso? Sicuramente è un grosso schiaffo morale, però il campionato non è finito, è lunghissimo, mancano 8 partite, ce ne sono tantissime. Ora sta a noi sbagliare il meno possibile, sperando di vincere più partite di fila possibile, aspettando magari qualche altro scivolone del Sorso. Solo così possiamo andare avanti. Se pensiamo che sia fatta adesso, abbiamo già perso in partenza. Si avvicina a quota 30 per te? Ancora è lunga, finché non ci arrivano, sono quota 26, punto. Grazie Giuseppe, complimenti. Grazie ancora. In bocca al lupo per il finale. Arrivederci. Grazie.